Un mondo pieno di grazie, questo è il titolo dell'opera scritta e diretta dal regista Gavino Poddighe, liberamente ispirata ai romanzi della Deledda che l'Associazione Culturale I Segni delle Radici metterà in scena nella Chiesa della Solitudine a Nuoro il giorno di Ferragosto. Il 15 agosto ricorre l'anniversario della scomparsa, grazie a Deledda appunto è morta il 15 agosto del 1936. Questa è una delle motivazioni, un'altra ancora perché una città che ambisce a creare turismo culturale poi nel cuore dell'estate non deve avere degli eventi, delle manifestazioni che richiamano, perché è proprio quel giorno che arrivano, che ci sono più presenze turistiche, perché molti lasciano il mare che è invaso un po' da tutti e se ne vengono a Nuoro. Secondo, perché la Chiesa della Solitudine è uno dei luoghi magici e ci sembrava giusto ringraziarla, fargli un omaggio proprio nella data della sua scomparsa, insomma. Due parole sull'opera che andrete a presentare? Sì. Allora, Un mondo pieno di grazia è un'opera di fantasia totale. Accade questo, che i personaggi se ne escono dai libri, vanno alla ricerca della Deledda perché vogliono un destino diverso, che poi è un'aspirazione un po' di tutta l'umanità, poter tornare indietro e avere un'altra vita. Naturalmente il destino dei personaggi è già scritto, per cui cuglietti se ne torneranno dentro le loro pagine e dentro le loro storie. È una rilettura della Deledda molto moderna, molto immaginifica.